Così Agordo ha voluto rendere omaggio a Leonardo Del Vecchio. In centinaia si sono radunati lungo la strada del paese per sciogliersi poi in un commovente applauso al passaggio del feretro, quello stesso applauso che intorno alle 12:30 ha accolto l'arrivo al Pala Luxottica. Sin dalle prime ore di questa mattina migliaia di persone sono arrivate al Pala Luxottica, tanta commozione ma anche riconoscenza per quello che Leonardo Del Vecchio ha rappresentato per il bellunese. Ad attendere il feretro, i familiari, i collaboratori più stretti del presidente. Primo momento di preghiera, poi l'ingresso. Lungo la grande sala tanti vasi di rose bianche, accanto alle composizioni fatte giungere ad Agordo dal mondo imprenditoriale italiano, come quella di Lapo, Joanna Elkan e della famiglia Ferrero. Dopo il momento strettamente privato, le porte della Camera Ardente si sono aperte ai tanti lavoratori di Luxottica venuti a rendere omaggio al loro presidente, ma anche ai numerosi cittadini agordini e dei territori vicini. In silenzio, in fila, fino all'arrivo davanti al feretro, c'è chi poggia le mani sulla bara, chi si trattiene in preghiera. Poco prima delle 14 è il momento del successore di Del Vecchio, Francesco Milleri, l'amministratore delegato nominato ieri anche presidente del gruppo. Intanto ultimi dettagli organizzativi per i funerali di domani alle 11:30, tutto l'aspetto logistico è affidato a Luxottica che per permettere ai dipendenti di seguire la funzione ha predisposto maxi schermi in tutti gli stabilimenti del gruppo. Loro hanno organizzato delle navette su tutti i parcheggi che noi abbiamo messo a disposizione. Nessuna particolare modifica alla viabilità, ma attenzione sulla gestione dei parcheggi visto che domani si attendono migliaia di persone per l'addio a Del Vecchio. Il Comune ha messo a disposizione tutti i parcheggi possibili che avevamo sia in centro che anche in periferia, partendo dal parcheggio grande di Luxottica, che una parte è loro e una parte è del Comune, sono 1300 posti. Poi abbiamo tutti i parcheggi che abbiamo ricavato sulla zona sportiva, abbiamo dato a disposizione il campo sportivo per parcheggiare gli elicotteri.